Agricoltori esausti che lanciano il grido d'allarme, coltivazioni in balia di un boom di presenze dei cinghiali che danneggiano frutta, verdura con perdite economiche enormi. Apprensione in questo periodo per i vigneti, visto che l'uva attira fortemente i cinghiali, mentre finora a subire i danni maggiori è stato il mais. Una crescita esponenziale che si registra da qualche anno. È in espansione, in forte espansione l'animale e sta creando anche notevoli danni all'agricoltura, sia all'agricoltura diciamo, prima al frumento, poi al mais e adesso in questi giorni comincia con l'uva. Tra le zone più interessate dall'espansione dei cinghiali, l'area dei Colli Euganei. Colli Euganei perché siamo nell'area berica vicini a quel territorio che da anni ha questo problema e quindi i colleghi del Padovano ci dicevano già da tempo che sarebbe diventato un problema anche nostro e abbiamo constatato direttamente anche con le varie segnalazioni. Ma il controllo dei cinghiali nel Vicentino è stato potenziato anche alla luce di un rischio ulteriore, la peste suina, che bussa ai confini del Veneto ma che ancora non ha fatto registrare casi. I numeri dei controlli sono significativi, da gennaio a luglio si contano 8.804 uscite della Polizia Provinciale e 1.057 abbattimenti. Fino a luglio sono stati effettuati 8.800 interventi e sono stati abbattuti circa 1.200 capi. È una percentuale piuttosto bassa rispetto ai numeri delle uscite perché l'animale è molto elusivo e si fa un'enorme difficoltà nel catturarlo e abbatterlo.